questo nuovo video. Oggi ci troviamo in luoghi a me cari, infatti siamo in zona Misurina, siamo precisamente sopra Misurina, nella Val Popena. Siamo partiti da Malga Popena e c'è la possibilità di parcheggiare anche lungo strada e abbiamo risalito interamente la Val Popena tramite il sentiero 222. E la nostra direzione di oggi è il Cristallino di Misurina, che ho qui davanti a me. Abbiamo optato oggi per un giro leggero, soft, dove la mente non ha bisogno di ulteriori stress psicologici e quindi ogni tanto ci sta, una giornata più tranquilla e più leggera. E che dire, seguiteci! E quei due pupi siamo io e te. Allora, io sono quella tutta a sinistra che ha un minore appoggio alla base, invece quell'altro sei tu. Cioè, si vede che sei più stabile, che hai un bel appoggio, però te sei molto in precario equilibrio con me, vedi? E ci sorreggiamo a vicenda. Ho capito. Però basta un niente, tagliare le gambette e far crollare tutto. È sempre più bello. Esatto, più esposto. Che spettacolo. Lì abbiamo il rifugio Lorenzi e a sinistra la cima del cristallo di mezzo. Cima Popena e cristallo sulla destra immersi nelle nuvole. Che si intravede la cima. Sì. Bello, bellissimo. Grazie Matteo, perché abbiamo preso ispirazione da te. L'avevamo già considerata tempo fa, però ci hai dato nuovamente l'ispirazione. Grazie. Fa un certo che essere qua, Ah sì. Sì.
poverini, scavato, messo tutto a mano, che robe, la guerra inutile. Siamo in cima. Brava. Allora, considerazioni finali di questo stupendo giro. Abbiamo trovato un pezzo di ferrata proprio all'inizio, facile però breve nel suo complesso. Tutto il resto dell'itinerario è comunque una via normale facile, primo grado più o meno. È comunque una zona poco frequentata, quindi ci siamo veramente goduti la giornata e di per sé questo itinerario è alla nostra portata, anche a livello di stress psicologico, quindi ci sta ogni tanto selezionare itinerari simili. E cos'altro dirvi? Dalla cima comunque il panorama è meraviglioso, oltre alle tantissime testimonianze di guerra che abbiamo trovato, e ovviamente fa pensare molto. Dalla cima la vista è incredibile, abbiamo il Cristallo davanti e il rifugio Lorenzi, c'è il Pizzo Coppena, la cima Coppena, poi nell'altro versante ci sono le Tre Cime e tutta la zona di Sesto, tutte le Dolomiti di Sesto, quindi veramente un panorama incredibile. E se siete quindi in zona Misurina, sicuramente vi consiglio la salita al Cristallino di Misurina. E basta, seguiteci, se ancora non lo fate iscrivetevi al canale, metteteci un bel mi piace a questo video, ovviamente se vi è piaciuto. E alla prossima!